Siamo ormai giunti alla conclusione del terzo anno accademico del governo delle amministrazioni. È un corso di laurea triennale che viene organizzato dall'Università di Padova in collaborazione con la Conservizi del Veneto ed è in conclusione anche il primo anno del corso triennale in governo del territorio. Stiamo già predisponendo il prossimo anno accademico. Le iscrizioni sono aperte a tutte quante quelle persone che operano nella pubblica amministrazione, nelle aziende pubbliche di servizi e che vogliono conseguire la laurea, una laurea che viene rilasciata dall'Università di Padova. Conservizi Veneto offre tutto quanto il servizio di supporto, di segreteria e di tutoraggio. Le lezioni si svolgono presso la nostra sede, in Padova, in via della Croce Rossa 62, e gli esami si tengono all'Università di Padova. Il nostro contributo è quello di riuscire a far sì che le persone che lavorano riescano a raggiungere un obiettivo. L'obiettivo è quello di laurearsi, finalmente di trovare la soluzione a un sogno rimasto nel cassetto, e ci sono oltre 150 persone che stanno sperimentando, che stanno provando questo nostro servizio e con risultati a dir poco eccellenti. Tutti stanno terminando il loro corso di laurea e tra novembre e febbraio ci saranno più di 100 persone che si laureano e che quindi hanno raggiunto un grande obiettivo, quello di raggiungere la laurea, un sogno nel cassetto che è diventato finalmente realtà. Nei residui attivi dell'anno precedente, forse qui è meglio che mi sposto. Io consumo un po' di carta. Quali sono i residui attivi dell'anno precedente? Sono 350.000. Okay. Questi quasi i primi. Residui attivi anno precedente 350.000. Cosa abbiamo fatto sugli residui attivi l'anno precedente? Che tipo di variazione hanno subito nel corso dell'esercizio? Sono stati o incassati oppure non incassati. Però non, cioè, d'accordo, non abbiamo avuto rettifiche, ricordate? Ah, non abbiamo, Solo incassi, non abbiamo avuto rettifiche, quindi solo incassi, no? L'incasso è stato pari a, io non lo ricordo. Parliamo di valutazione anche nella documentazione a più larga diffusione, anche nei giornali, molto spesso si parla, talvolta in termini impropri, non sanno bene, ma insomma già è bene che se ne parli, valutazione ex ante, valutazione ex post, valutazione in itinere. Questo sia un potere strutturalmente limitato, ma è strutturalmente limitato e nonostante ciò si deve e si può definire assoluto. L'assolutezza riguarda infatti l'esercizio dell'attività. Non lasciare il tuo sogno nel cassetto. Se hai intenzione, idea di laurearti, ti aspettiamo. Il prossimo anno accademico è aperto, abbiamo aperto le iscrizioni e quindi puoi contattarci alla Conservizi Veneto allo 049 80 71 777. Ci sono due persone che fanno servizio di tutoraggio e che possono dare qualsiasi risposta alle tue domande e alle tue perplessità. Puoi chiedere della dottoressa Angela Lava e della dottoressa Alessandra Faccini. Naturalmente io sono a disposizione vostra, se potete contattarmi direttamente, e credo che se tante persone hanno raggiunto questo obiettivo puoi raggiungerlo benissimo anche tu, e sono certo che ce la puoi fare. Ti aspettiamo. Le iscrizioni sono aperte, però attenzione che il numero sta già elevando, è molto elevato delle iscrizioni, quindi diciamo che è meglio riuscire ad accaparrarsi il posto in aula nel tempo più breve possibile.
Con il progetto Energicamente 2010 che inizia il 20 di aprile, Conservizi Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Est Energy di Padova e Acegas APS vuole formare delle persone che nelle proprie aziende sappiano valutare con reale cognizione tecnica se l'impiantistica con energia rinnovabile è fattibile e quant'è il risparmio della bolletta. Si tratta di energie fotovoltaiche e di energie da biomasse, da energie da cogenerazione, da energie geotermiche o eoliche. Tutte energie rinnovabili con impiantistiche all'avanguardia, alle quali daremo una risposta tecnica a chi vorrà intraprendere questa nuova attività oppure inserirla nella propria azienda o nelle proprie strutture sia edilizie pubbliche che private. Vi aspettiamo in Conservizi Veneto dal 20 di aprile. Conservizi Veneto ha la sede in Padova in via della Croce Rossa 62. Vi aspetto.